Oggi Eurolingue organizza un'iniziativa per festeggiare in modo un po' particolare, un po' diverso Halloween. Qual è, diciamo, l'originalità di questa festa di oggi? Allora, in realtà lo scopo è stato quello di cercare di fare uno scambio di culture, quindi è vero, rimane in mente il 31 di ottobre la festa di Halloween, ma unita a questa c'è la celebrazione della festa dei morti, che per noi è una tradizione molto presente e molto viva, per quel che mi riguarda dalla mia infanzia, ma lo porto anche dal passato al futuro. Ho una bimba piccola, mi piace anche portare avanti queste tradizioni. Ovvio che Eurolingue è anche terra internazionale, abbiamo insegnanti americani, inglesi, irlandesi, perché la tradizione della festa di Halloween è proprio una tradizione celtica. Quindi quello che abbiamo voluto fare oggi è intanto sicuramente inaugurare il social program di Eurolingue, che prevede varie attività. Per i piccoli sono delle attività di gioco, ma che in realtà hanno alle spalle una preparazione didattica, perché in questo momento si sta facendo una caccia al tesoro. Abbiamo preparato il cosiddetto dolcetto scherzetto di Halloween, noi l'abbiamo trasformato in una caccia al tesoro con l'obiettivo finale di chi raggiungerà più obiettivi, cioè più soluzioni nelle varie tappe della caccia al tesoro, la pupa di zucchero o la frutta marturana, piuttosto che questo dolcino marcato Eurolingue, c'è proprio la E del nostro logo insieme a un po' le nostre caratteristiche, che mettono insieme, come dicevo, la zucca di Halloween, che è il simbolo di Halloween, con la pupa di zucchero che tiene insieme questa zucca. In realtà la zucca per Halloween gli americani o gli irlandesi era il contenitore che si utilizzava per riempirlo dei bonbon, dei dolcini. Quello che in realtà i nostri genitori, su domanda dei nonni che non ci sono più, non facevano altro che prendere il cosiddetto cannisciu, cioè una cesta di plastico, di legno, e riempirla di tutti i dolcini che, si diceva a noi piccoli, erano i nonni che non c'erano più, che per grande affetto e coccola cercavano di essere presenti in questa ricorrenza. Quindi, come vedete, Halloween dagli irlandesi prima, gli inglesi, gli americani, e la celebrazione dei nostri cari defunti in realtà è solo un momento gioioso per trasmettere sempre l'affetto per chi non c'è più. Quindi niente assolutamente di inneggiare a un tema lugubre, la tristezza, nonostante abbiamo piccolini che in tema internazionale travestiti da diavoletto, angioletto, ma tutti buoni, anche perché, come vedete, noi staff Eurolingue ci siamo preparati come Ghostbusters ufficiali, cioè acchiappa fantasmi. Qualora ce ne fossero di cattivi, arriviamo noi e li catturiamo. Tutto il resto è tutto tradizione e culture che si incontrano e che magari diventano anche un'unica cultura da trasferire ai più piccolini.